Siamo sull'Ungargine di Terranegra e proprio qui, sotto il ponte di San Gregorio, vi andiamo a documentare l'ennesimo rifugio di disperati. Un albergo di fortuna in cui trovano riparo nelle ore notturne sotto la campata. Qui si accampano clandestini e sbandati, ci segnala il consigliere comunale Domenico Menorello, facendo riferimento alle condizioni indegne in cui sono costretti a vivere. Coperte, mozziconi di candele, indumenti e scarpe abbandonate sopra un tappeto di gusci di pistacchi, resti di cena consumati furtivamente. Presenze invisibili che vivono ai margini, mentre lungo l'argine del canale San Gregorio, nel tratto prima che si immetta nel piovego, fiorisce la stagione, la voglia di uscire, fare footing, andare in bici. In questo tratto, tra questo ponte, sulla metà là, appunto, si vedono dei ragazzi marocchini, penso, appunto, che prima non si vedevano. La gente che bivacca sotto il ponte? Sotto il ponte ogni tanto di là, però ogni tanto di là di questo ponte, vede? Che cosa fanno di là? Oddio, io non lo so, si vede gente che cerca, che muove e quindi evidentemente sono d'accordo con qualcuno, appunto. Vero? Di qua del ponte sono andato in bicicletta e poi non sono andato più perché si vede gente che sospetta e sta sempre attenta e allora sono venuti i carabinieri di qua e gliel'ho detto anche, ha detto sì adesso andiamo noi di là.